Un blitz estivo sotto il naso di Elena Pavan. Viene letto così il tentativo dell'Istituto delle Case di Riposo di Bassano di cambiare lo statuto. Un blitz estivo con una delibera del Consiglio di amministrazione dell'ISAC del 7 di giugno che arriva in comune a Bassano del Grappa solo il 7 di luglio e viene portata in commissione solo ieri sera. Questo fatto, già questo dimostra come non ci sia un collegamento ma neanche una possibilità di parlarsi tra chi amministra la città di Bassano, il sindaco, e il Consiglio di amministrazione dell'ISAC nominato dal sindaco. La minoranza annuncia battaglia in Consiglio Comunale su questo argomento, sottolineando come la modifica sia di grande importanza per lo statuto delle case di riposo cittadine. Viene chiesto infatti di dare al Presidente del Consiglio di amministrazione, che ricordo è nominato dalla parte politica di maggioranza, quindi dalla sindaca di Bassano del Grappa, di delegare le proprie funzioni a chi vuole, quindi non solo agli altri membri del Consiglio di amministrazione, come avrebbe anche un senso, ma anche alle parte tecnica dell'ISAC, e questo è assolutamente inaccettabile. Ci sono comunque forti perplessità anche di natura giuridica sul blitz tentato dal CDA dell'ISAC. Gli atti che hanno rilevanza esterna devono avere una previsione di legge perché possano essere delegati. In questo caso quindi riteniamo anche supportati dal parere del segretario comunale che è allegato agli atti che non sia una modifica accettabile.